tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player che avevamo avviato nei gameplay precedenti. Bene, quest'oggi ci troviamo nuovamente nella residenza di Diana, la quale si ritrova probabilmente in una di queste stanze al piano superiore della villa. Allora, vedremo un po' quello che riusciremo a combinare. Innanzitutto andiamo in avanti, vediamo un po' cosa ritroviamo qui intorno. Una porta, vediamo un po' di aprirla, vediamo cosa c'è oltre. Diamo un'occhiata, caro amico 47. Diana individuata, probabilmente sarà dietro questa porta. Vediamo un po'. Non riesco a vedere molto bene. Ah, bene, una scena cinematografica. Diamo un'occhiata. Aspetta. 47. Rapporto 47. Dovrei ucciderti. Perché l'hai fatto? 47. Che diavolo ha questo affare? Noi avevamo conteggiato noi. Diana, io... Ho dovuto strapparle ai dottori. Sapevo che avresti capito. Cazzo, qualcosa non va. Non resisterai a lungo. Ti prego, non c'è più Hai tempo. ancora una possibilità. Nella mia stanza. Una lettera. Ora vai. Prendi la ragazza e scappa. Prima che Travis lo scopra. Non lasciare che diventi come te. Te lo prometto. Wow ragazzi, una vera e propria scena cinematografica del nostro caro e amato Agente 47, ovvero l'amicizia che lo lega a Diana è unica, ma a quanto pare ci stiamo addentrando sempre all'interno della nostra storia. Quindi vediamo un po', la nostra cara amica Diana ci ha lasciato una lettera nella quale probabilmente ci avrà scritto di questa vittoria. Probabilmente si ritroverà nel secondo piano della villa. Vediamo un po' di ritrovarla. Deve essere qui intorno. Vediamo un po' di esaudire il desiderio della nostra cara e vecchia amica. Allora andiamo avanti, abbiamo la L'agente possibilità di correre. 47 può liberarsi dei nemici con rapidità e precisione. Ma ricorda, quando sei concentrato sui bersagli, consumi istinto più velocemente. Attenzione. Ok, vittoria localizzata. Probabilmente la ragazzina si troverà dietro quella porta alla nostra sinistra, probabilmente perché ci sono 4 scagnozzi che le fanno la guardia. Allora, il nostro istinto può essere utilizzato anche per far fuori delle guardie. Ok, teniamo premuto CTRL per entrare in modalità istinto. Q per attivare il tiro rapido. Wow, vediamo un po'. Usa il mouse per Sposta la guardare visuale attorno. per concentrarti sul nemico, quindi aggancia il bersaglio. A quanto Danni pare ragazzi, fatali. wow, abbiamo la possibilità di far Concentrati fuori sul innumerevoli prossimo bersagli. Wow, guardate un po'. Danni fatali. Hai eliminato tutti i nemici. Ora esegui l'attacco. Cecchina infallibile. Massima attenzione. A quanto pare ragazzi il nostro caro agente 47 ha la possibilità di far fuori innumerevoli bersagli tramite l'utilizzo del suo istinto anche in maniera offensiva. Guardate un po', abbiamo fatto fuori 4 avversari nel giro di 4 proiettili, davvero una cosa fenomenale. Ok, riponiamo le nostre armi, non è importante adesso far ritornare i corpi in un determinato luogo, quindi non è obbligatorio occultarli. Vediamo di aprire questa dannata porta. Ok, a quanto pare è chiusa, quindi cerchiamo di forzare questa bella serratura e vediamo che cosa ritroviamo oltre. Mamma mia, vediamo un po' col nostro grimardello, vediamo di aprire questa dannata porta. Bene, un'altra serie cinematografica. Questa deve essere vittoria a quanto pare. Proprio presentarsi con un'arma in mano non è una delle migliori presentazioni, però. Tu sai chi sono. Lo so.
Lei è morta, vero? Andiamo, stammi vicino. Dove stiamo andando? Sali. Ci siamo. Lavoro eccellente, 47. Porta la ragazza al punto di raccolta. Aia, aia. Il nostro agente a quanto pare si sta mettendo contro tutti, ovvero contro l'agenzia stessa. Wow. Wow, un po' di fuoco. Cosa stai facendo? Ah, per non lasciare tracce. Perché l'agenzia ti cerca? Non lo so, credo di aver... Diana è morta per te, perché? Ti prego, era la mia unica amica, mi ha liberata dai dottori. Dimmi di questi dottori. Non lo so, è tutto confuso, come in un brutto sogno. Perché? Devo sapere. Signore, non c'è nessuno qui. Credo che la risorsa sia assente ingiustificata. Dannazione, temevo che non ce l'avrebbe fatta. Voglio tutti gli agenti sul campo. Mi hai sentito, Jade? Localizzate 47 prima che sia troppo tardi. Eccoci ragazzi al termine della nostra missione. Come potete vedere possiamo ritrovare tutto il resoconto della nostra missione che abbiamo appena adesso complicato, denominata appunto una faccenda privata, e quindi ci stiamo addentrando sempre all'interno della nostra storia in maniera proprio sempre più coinvolgente. Abbiamo imparato notevoli comandi del nostro caro agente 47, soprattutto l'utilizzo dell'istinto in quest'ultima parte, che può essere utilizzato anche per far fuori innumerevoli bersagli. Allora, io direi che è meglio continuare quindi con la nostra campagna e vedremo un po' che cosa accadrà dopo. Allora, diamo un'occhiata. Ok, abbiamo la possibilità di riavviare il livello. Io dico che è meglio continuare. Vediamo che cosa ritroviamo. Ok. Devi sparire dalla circolazione. L'agenzia conosce i miei nascondigli e ci cercherà. Questo è il posto più sicuro che conosca. Posso venire con te? Rimani nascosta, finché non capisco cosa accade. Ah, sei stato tu a chiamare? Sì. Oh, tu devi essere Victoria. Entra pure, piccola. Grazie per l'aiuto. Questa ragazza è importante. Prendi. Ci prenderemo cura di lei, figliolo. Diana ha detto che hai bisogno di quella collana. Non perderla. Tornerai da me. Ti proteggerò. Ron. 37:50 a notte, niente feste. Ron, Birdie, dobbiamo incontrarci. La tua fama ti precede. Non cambi mai, eh? Ti dirò, ammiro chi ha il fegato di sputare nel piatto in cui mangia. Se ti conosco come credo, immagino tu abbia bisogno di informazioni e io potrei darti una mano. Ma prima ho un favore da chiederti. Mi ascolti? Bene. C'è una faccia nuova che si fa chiamare il re di Chinatown. Sì, lo so, non è esattamente un campione di sobrietà. Comunque sarei felice se abdicasse al trono. Non so se mi spiego. Questo King abita nella pagoda al centro della città, dove un'unità di maledetti sbirri sorveglia ogni sua mossa. Non resta quasi mai da solo, tranne quando incontra il suo spacciatore in una casa che dà sulla piazza.
In un vicoletto lì vicino tiene parcheggiata un'auto di lusso europea. Questo è tutto quello che so. Richiamami quando hai finito. Eccoci ragazzi, giunti a un compromesso, ovvero la nostra prima missione dopo il tutorial iniziale. Allora, ci ritroviamo a Chinatown Square, che come dice la nostra descrizione, abbiamo contattato un ex membro della nostra agenzia, Bird, che segue un po' la teoria do to death, ovvero se noi non gli diamo qualcosa di prezioso, lui non ci rivelerà le nostre informazioni utili per contrastare quindi le idee malvagie della nostra agenzia. Quindi ecco perché ci ritroviamo a Chinatown, pronti per fare a pezzi il re di Chinatown, appunto questo esponente di questa sorta di cittadina che contrasta questo nostro caro amico Bird. Ed eccoci qui nuovamente in giacca e cravatta con il nostro caro agente 47, guardate che figo, ovviamente con le silver bailer e, il solito, e la solita corda di pianoforte. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Diamo un'occhiata qui intorno, ovviamente solito ambiente, come possiamo dire, solito quartiere cinese. Qua c'è qualcosa di importante, una bottiglia. Questa può esserci utile, però non camminiamo con una bottiglia nelle mani che possiamo dare cattive impressioni, quindi nascondiamocela. Allora, vediamo un po' di individuare questo bel ragazzone di Chinatown. Eccoci, già ci troviamo in ambiente, decorazioni anche cinesi. Apriamo. Guardate un po' ragazzi, mi sa che è come trovare un ago in un pagliaio. Guardate un po' delle gran persone che ritroviamo in questa bella piazza. Addirittura abbiamo la foto del nostro caro amico in alto a destra, una sorta di giacchetta formale, capelli da giocatore. Vediamo di trovarlo. Però questa piazza sarà una specie di piazza del mercato. Vedo che ci sono bancarelle qui intorno, quindi vediamo un po', attenzione a non gettare nessuno a terra. Allora, hanno detto che si doveva trovare vicino a una pagoda, re di Chinatown localizzato. Ah, probabilmente sarà quello lì. Ecco lì, King, addirittura l'abbiamo inquadrato, sta parlando al telefono, bene. Datevi una svegliata. Non vi pago per appiattirvi. Nessuno può salire senza il mio permesso. A quanto pare abbiamo visto che è molto stile. Può essere assassinato in molti modi diversi. 12 di questi omicidi sbloccheranno nuove sfide. Per visualizzare le sfide, consulta il taccuino. Bene, possiamo visualizzare già il nostro taccuino per vedere un po' la pagina delle sfide e tutte le sfide aderenti a questa missione. Diamo un'occhiata. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Completando una sfida, otterrai un bonus permanente di punti. Più sfide riuscirai a completare, più alto sarà il potenziale punteggio. Buona caccia. Buona caccia! E ovviamente tutto ciò che riusciamo a completare, ovvero tutte le sfide che riusciamo a completare, come le seguenti, per esempio, prendiamone una a caso, per esempio infiltrato, non farti scoprire, addirittura ci permetterà di guadagnare un'esperienza tale da aumentare il nostro punteggio a fine partita. Tutto è regolare come nella missione precedente. Però vediamo un po', allora, i nostri indizi ci hanno appena fatto sapere che il nostro caro amico detiene un appartamento qui in centro. Vediamo un po' di seguirlo ragazzi e capire più o meno dove andrà, in modo tale da ostacolare le sue mosse. Quindi hanno detto che è anche una sorta di drogato, che lo ritroviamo sempre in compagnia del suo spacciatore, quindi io dico che è meglio seguirlo per vedere un po' dove andrà, magari per trovare qualche compromesso per farlo fuori. Allora, vi ricordo che è molto ben sorvegliato, guardate un po' le guardie che ritroviamo intorno, ne ha 2 davanti al padiglione e una di dietro, quindi stiamo molto attenti. Possiamo intanto esplorare un po' la zona, possiamo notare la sua posizione nella mappa in basso a sinistra e possiamo anche vedere che siamo riusciti a guadagnare ben 10.000 punti. Cerchiamo di non buttarli via. Allora, vediamo dove siamo. Vediamo un po', ecco, già ci sono delle guardie, potete vedere che anche all'interno del paesaggio, qua ce n'è una, speriamo che non ci prende di mira. Meno male, guardate un po' che della faccia che abbiamo, meno male che non ci ha preso di mira. Allora, vediamo un po', chiediamo aiuto a queste guardie, amici miei, potete dirmi come uccidere quello stronzetto? Il telefonino, ci vuoi fare una foto? No, mi sa che non sono molto amichevoli. Exit, guardate un po', ci sarà un'uscita da queste parti. Quando finiremo la missione potremo andare da quella parte, bene. Sparisci, bello. Ecco, ci hanno visto, meno male. Allora, eccolo qui il King, il re. Broccoli, quello lì sta cucinando. Vediamo intanto che cosa intende fare. Andiamo vicino, vediamo di scrutarlo molto bene. Nasconditi, come facciamo a nasconderti? Vediamo. Bene, probabilmente guardando qualche Deplian. Vediamo cosa sta facendo. Stai mangiando, amico mio. Oddio, non mi fiderei a mangiare quello schifo là. Che cos'è? Cervello di scimmia galleggiante. Mamma mia. Amico, sei un vero cuoco. Guardatelo là, si sta fumando la sua bella sigarettina. Ecco, intanto che se ne sta andando il nostro amico, ok? Qua dobbiamo analizzare molto il paesaggio, ragazzi. Hai voglia di vomitare, amico mio? E ci credo, dopo aver ingerito tutto questo schifo. Riso integrale. Andiamo avanti. Ecco, conosce ovviamente tutte le guardie. Ok, si sta avviando verso la nostra destra. Diamo un'occhiata ragazzi alle nostre informazioni per capire qualcosa di più da questa missione. Allora, vediamo un po'. Obiettivi, come abbiamo detto. Elimina il re di Chinatown. Eccolo qui il nostro ragazzone. Allora, eliminiamo il re di Chinatown. Boss del quartiere, figura pubblica, sorvegliato 24 ore su 24. L'uomo che fa per noi. Punto debole, una forte dipendenza da cocaina. Secondo Bird, i luoghi migliori per l'assassinio sono l'appartamento di uno spacciatore locale e il vicino vicolo in cui si trova la dorata auto del bersaglio. Benissimo.
Nota, vagliare i potenziali punti dell'area adatti per provocare incidenti. Utile, molto utile questa informazione. Allora, cerchiamo intanto di capire il nostro amico dove sta andando. Vediamo intanto di non destare sospetti. Che cacchio vuole fare là dietro? Forse si vuole fregare qualche motorino. Vediamo un po'. No, mi sembra che non vuole. Oddio, paga tutti questi poliziotti e non si può permettere un bagno. Proprio abbiamo scoperto che è anche un tirchio di prima qualità il nostro amico. Allora, vediamo un po' di trovare innanzitutto il luogo dove potremo fare fuori il nostro amico. Allora, scusatemi, fatemi passare. Andiamo con una certa rapidità, ragazzi. Cerchiamo di aumentare il passo. Vediamo un po'. Tattoos. Niente, qui non credo che possiamo farlo. Il nostro amico vediamo un po' da queste parti. Giriamo a destra, vediamo un po', seguiamo i vicoli qui intorno. Ah, ecco lì la macchinina. Ecco, probabilmente ritroveremo lì il punto dove dovremo fare fuori il nostro amico. Ok, però ovviamente due scagnozzi davanti. Cerchiamo di analizzare benissimo il paesaggio. Ok, fatemi passare. Oddio, della folla, ragazzi, è completamente... Guardate il nostro Hitman come interagisce bene con tutta la folla che si ritrova intorno. Riesce a spostarla nella maniera adeguata. Ok, vediamo un po' innanzitutto da queste parti cosa ritroviamo, perché è importantissimo analizzare l'area in cui ci ritroviamo per agire nella maniera migliore. Abbiamo visto che ci sono notevoli guardie, come potete ben notare. Pure io ne voglio una, amica mia. Guardate un po' qui intorno. Attenzione. Come mai tutte queste guardie si ritrovano davanti a questa entrata? Forse ci deve essere l'abitazione del nostro amico qui intorno, ma non ne siamo sicuri finché ovviamente il nostro amico non va a farsi una visitina. Attenzione, là c'è qualcosa di importante, qualcosa che luccica. Forse mi potrebbe interessare. È una specie di contatore forse della luce, qualcosa del genere, che tiene l'elettricità in bilico. Però probabilmente non ci interesserà per adesso. Diamo un'occhiata dove si trova il nostro amico, ok? Con calma. Attenzione, amica mia, ti do un calcettino nella testa. È proprio una vera e propria piazza del mercato. Attenzione, le guardie. Sì, amico mio, ma a te la dovrebbero insegnare. Il coltello per ora non lasciamolo perdere, ragazzi. È meglio stabilirsi un po' su qualcosa di calmo. Ok, il nostro amico praticamente si sta facendo sempre avanti e indietro per mangiare il cervello di scimmia là dentro. Però probabilmente possiamo prendere qualche bel travestimento e magari attirando qualche guardia fuori da questa circostanza possiamo farlo. Quindi vediamo un po' di allontanare queste guardie. Vediamo se c'è qualcosa. Bene, ragazzi, abbiamo cambiato appena adesso il mattone con la bottiglia con il nostro caro mattone. Probabilmente potrebbe esserci utile magari per allontanare le guardie, fargli sentire qualche rumorino qui intorno. Ecco che si allontanano, come potete ben vedere, ed è rimasto un povero polletto alla nostra destra. Vediamo se possiamo agire in completa discrezione. Vediamo un po' se ci sono guardie che stanno dando un'occhiata qui intorno. Probabilmente no. Avanti, agiamo in maniera adeguata. Cerchiamo di rubargli il travestimento. Andiamo, forza. Spezziamo il collo. Clac. Benissimo. Prendiamolo, portiamolo via immediatamente nel cassone. Forza, occultiamolo. Avanti, gettalo, prendilo. È pesantone il nostro amico. Via. Benissimo. Ok. Bene, adesso che abbiamo eliminato il nostro caro amico, adesso possiamo pensare molto ma molto rapidamente. Allora, abbiamo eliminato una bella guardia. Si è accorto qualcuno di qualcosa? Vediamo. Hanno visto qualcosa? Oddio. Avete visto niente? No, non avete visto niente. Gli abbiamo messo $500 nella piena tasca. Ok, il nostro amico continua a farsi nuovamente i giri. Il nostro caro King, il nostro caro Re. Bene, abbiamo quindi un travestimento utile, ovvero nel cassonetto, utilizzabile magari per infiltrarci in qualche luogo. Allora, diamo un'occhiatina. Abbiamo visto che probabilmente la residenza del nostro amico è dove ritroviamo quei due poliziottoni. Quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare da quelle parti. Andiamo. Ok, questo sarà lo spacciatore, ragazzi. Questo mi sa proprio, perché vedete un po', ho visto subito le scarpe. Potete vedere, probabilmente incontrerà il nostro caro King all'interno della pagoda. Eccolo qua, potete ben notarlo. Vediamo innanzitutto quello che combina, perché ha proprio un atteggiamento da stranoide. Guardate un po' che figo, con le scarpe gialle, la collanina. Vediamo un po' quello che combina il nostro King generale. Vediamo se possiamo trovarlo. Cosa sta facendo? Ancora col cervello di scimmia, amico mio, basta. È arrivato il momento di farti affettine. Vediamo dove va, ragazzi. Seguiamolo ancora. Mi sa che questo nostro amico ha qualche problema ai reni. Eccolo sempre che va là nell'angolo. Eccolo, ragazzi, il nostro Re che si sta avvicinando immediatamente verso lo spacciatore, che a quanto pare, almeno credo che sia lui, è l'unico che si distingue dalla folla. Vediamo che cosa hanno intenzione di combinare. Nascondiamoci tra la folla, vediamo che cosa fanno. Eccolo lì che sta salendo nella pagoda. Wow, un vestito da paura. Da paura. L'hanno cucito su misura. Devo prenderne uno anch'io. Basta cazzare. Certo, capito. Allora di quanta roba stiamo parlando? È lui, sicuro. Cazzo, non c'è problema. Va bene, devo solo... Fammi fare un paio di chiamate. Dammi 10 minuti. Io tornerei fra 5. 5 minuti e sono da te. Avevo ragione, ragazzi, è lui. Seguiamolo, vediamo dove va. Vediamo, per soprattutto scoprire la residenza. Vediamo un po' dov'è. Va veloce il nostro amico. Vediamo un po'.